o Tranino? No, io stavo perché giocavo a mi calcio. C'era mia sorella che c'aveva tutte le Barbie, la carovana di tutte le macchine, che seguivano. E sarebbe lei? E io no, ero... Ciao. Io scendevo col pallone a rompere le scatole a tutto il vicinato. Pallone? Ma contro... Ma ti facevano giocare o... No, mi sceglievano sempre per ultima, era una cosa difficilissima. Ti mettevano alla porta oppure in porta che cosa facevi? No, ma poi ogni volta facevo delle cose allucinanti. Tipo? Papere, ero veramente inutile, però mi divertiva di più, ero inutile il campo. No. Però era più divertente, insomma, per le mie, per i miei... per il mio carattere. Quello sì. Poi schiaccia, hai capito? Sì. Poi a 14 anni ho scoperto i Backstreet Boys. E sei diventato cioè, le prendevo tutte in giro, quelle dei Take That, poi invece ho scoperto i Nirvana, ho dato fuoco a tutto. Nick Carter, addio! Applauso, dai! E anche in gettato la cameretta. Sì, la musica, sì. Capito? Adesso invece i ragazzi cantano le tue canzoni, sì, che è molto bello. Bruceranno... No, sto scherzando. Cosa ci fai sentire? Un'altra bella canzone? Allora, Io sparisco, me ne vado? Come vuoi? Volentieri Voglio bene perché sei sincera, faccio come Baglioni, non... Io lascio qui per terra in misura. Ah, questi possono stare per terra e non ti servono? Aspetta, io faccio, guarda, io eseguo, tu, ogni tuo desiderio sarà esaudito. Non si alza questo? Guarda. Adesso non ti fanno più le riprese. Scusate, Allora, Noemi con odio tutti i cantanti, scatta un applauso, ma di quelli dovete superare lui. Con lui il suonino, terribile. ci piacciono, le vogliamo comprare, le vogliamo comprare, e quante cose cambiano in un attimo, e seduta a guardare la tua televisione, per esempio adesso. Odio tutti i cantanti, odio tutte le stelle del mondo, e questa pioggia di metallo. Per esempio adesso odio tutti i cantanti, odio tutto l'amore
ancora applausi. Applausi anche a Bernardo Baglioni, chitarra, Emanuele Fontana tastieri, che oggi rappresenta tutta la band al completo, e sono loro e Noemi, che voce meravigliosa. E dicevi prima in radio che adesso studi un po' di canto, prima invece era tutto naturale, adesso stai un po'... Cari un po' che? No, però sono contenta perché studiare canto l'ho sempre fatto un po' paura, non c'ho paura di... Che poi volendo così, no? No, invece è bellissimo. Ma devi bere? Tu bevi che noi parliamo, stai tranquillo. Volete fare delle domande? C'è qualcuno che ha una domanda che proprio c'è lì che vorrebbe fare da tanto tempo, che non ha scritto su Facebook qualcosa?